formazioni che vediamo in campo. Per quanto riguarda la Synergy Volley, qui sotto proprio la inquadratura della nostra telecamera in tenuta blu, coach Michele Minotto, coadiuvato in panchina da Alessandro Mamprin. Schiera in campo al palleggio Francesca Pia di Coste con la maglia numero 13 in diagonale, con Lavinia Gambato con la maglia numero 5. Poi le schiacciatrici, come sempre, sono Gaia Novello, maglia numero 7, Martina Casarin con la maglia numero 10. Le centrali, Maddalena Perez, il capitano della squadra, con la maglia numero 6, e Gioia Voltan con la maglia numero 12. Il libero, maglia numero 15, Michela Mollica. Questa la formazione iniziale per quello che riguarda la Synergy Volley. Il Volerò invece mette in campo Matteo Pilieci con in panchina secondo allenatore Andrea Ebana, al palleggio Safa Allawi, in diagonale c'è Ginevra Camerini con la maglia numero 1, Safa Allawi con la maglia numero 9, le schiacciatrici Aurora Del Freo con la maglia numero 5 e Erika Esposito, il capitano, con la maglia numero 8. Le centrali sono Laura Franceschini con la maglia numero 10 e Maria Sawa con la maglia numero 14. Il libero sono Carola Bonafede con la maglia numero 12 che si alterna ad Alessandra Ribecchi con la maglia numero 13. Volerò, vedete, inquadrato dall'altra parte della rete, lontano rispetto alla nostra inquadratura. Punteggio che va avanti punto a punto su rispettivi errori il servizio. Arbitri dell'incontro sono il primo arbitro Sonia Pinto da Torino, il secondo arbitro è Fabio Morena da Salerno e al segnapunti c'è Paolo Campagno da Torino. Entriamo nel vivo del match con l'attacco ora di Esposito, la difesa, almeno il tentativo di quella da parte di Mollica. Volerò avanti 4-3 come ieri, quindi vi invito a partecipare attivamente sulla chat aperta che abbiamo in diretta, quindi fate il tifo, fate il pronostico, dite la vostra, commentate tutto quello che accade in questa partita che si preannuncia veramente bella da vedere. Palla passa nel campo del Volerò in qualche modo, poi Camerini la piazza al centro del campo, ma difende Novello. Di Coste per Casarin, mani out. Parità 4-4. E il pubblico si fa sentire qui al Palatellene. Ora Gambato riceve Del Freo, poi la fast di Franceschini, palla a terra, 5-4 Volerò. Al servizio proprio lei, Laura Franceschini, la centrale del Volerò. C'è Novello, palla a Casarin, ma c'è il muro di Allawi. Ancora un punto Volerò, 6-4. E ancora al servizio Laura Franceschini. Tutta in salto flotte per lei, corta, c'è Novello, un po' di difficoltà, poi Casarin e Di Coste. Di nuovo palla a terra, 7-4.
Ora Franceschini, questa volta su Casarin. Di Coste per Casarin, mani out per lei. Senza paura la Casarin porta a casa questo punto. Ora battuta lei. Del Freo, palla attaccata a rete, ma c'è Esposito sotto al muro. Novello la prende, contrattacco di, scusate, Novello, prima era la difesa di Gambato. Lei arriva a risolvere il primo problema per la Synergy, che si fa sotto, sesto punto. Ancora Casarin al servizio. Palla ottima per lei. 7 pari. Agguanta il pareggio la Synergy dopo con un parziale di 3-0. Ancora lei, Martina Casarin al servizio. Batte bene, in difficoltà questa volta Bonafede, ma Allawi la tira su poi Sawa. Più in alto di tutti. Mette la manina accompagnando lateralmente la palla. E quindi avanti Volerò, 8-7. E cambio palla ora il servizio. Sawa Allawi. C'è Mollica, la palla torna nel campo del Volerò. Allawi, palla dietro per Camerini, ma difende Casarin. Ancora Sawa, sempre lei lì in alto sulla rete ad attendere la palla arrivare per poi metterla a terra. Quindi ancora Volerò, 9-7. Casarin, i Coste per Novello, difende Ribecchi, poi Novello è lì però ad aspettare arrivare il pallone prima di metterlo a terra. 8 Synergy, 9 Volerò. Servizio è pronta Gaia, no scusate, Gioia Voltan. Palla per Esposito a terra. Cambio palla. Servizio proprio Erika Esposito, capitano del Volerò. C'è Novello, poi Mollica ancora per Novello sulle mani del muro. Ottima giocata questa di Gaia Novello. Mani out. Quindi la regista al servizio, Francesca Di Coste, Allawi per Del Freo, ma che difesa, ma cosa ha preso Mollica? Poi errore di Novello, ma che difesa quella di Michaela Mollica sull'attacco di Del Freo pochi fa. Sawa, Di Coste ancora al centro per Perez, la mette lì in mezzo al campo dove non arriva nessuno e quindi ancora un punto per la Synergy. 10 per chi batte, 11 per chi riceve. Ora è il turno di Gaia Novello. Out però, quindi ancora un punto per il Volerò, 12-10.
C'è il muro di Franceschini sull'attacco di Gambato. 13-10. Ace Camerini. 14-10 e coach Minotto chiede il suo timeout discrezionale. Strappo del Volerò in questo momento, si porta avanti di 4 punti, quindi deve fermare tutto coach Minotto, riordinare subito le idee alle proprie ragazze. Si torna in campo, terminati i 30 secondi di pausa. Al servizio, come prima, c'è Ginevra Camerini. Mollica non benissimo. Quindi ancora un punto per il Volerò, più 5 ora. Ancora Camerini, ancora lì, questa volta bene Mollica. Di coste per Casarin, che non sbaglia mai, ma questo lo dico da ieri. (11 per chi batte, 15 per chi riceve). Capitan Perez al servizio, a rete. C'è un cambio per il Volerò, esce Aurora Del Freo e va al servizio con la maglia numero 4 Francesca De Matteis. Batte in salto, bene, ace perfetto di De Matteis nella zona di conflitto tra Novello e Casarin. La palla cade a terra, quindi 17-11 Volerò. Vado ad aggiornare il punteggio, 19-12.
Quindi secondo tema discrezionale chiesto da coach Minotto. Volerò avanti di 7 punti. Deve recuperare assolutamente la Synergy. Questo momentaneo gap di 7 punti. Approfitto di questa pausa per ricordare che dal 10 al 19 giugno al Foro Italico di Roma c'è lo spettacolo del mondiale del beach volley. Andate sul sito della federazione per tutte le info e soprattutto per tutte le promozioni riservate a società e tesserati. 10-19 giugno al Foro Italico di Roma, il mondiale di beach volley. Nel frattempo però qui ci godiamo lo spettacolo della pallavolo indoor, qui alle finali nazionali CRAI Under 16, qui con questo splendido attacco di Martina Casarin. 13 Synergy, 19 Vollerò. Ricordo c'è la chat aperta in diretta, quindi partecipate attivamente con commenti, pronostici. E in merito a questa partita nel frattempo la Casarin, oltre all'attacco vincente di poco fa, porta a casa anche un ace. Ancora lei out questa volta. Quindi 20-14 Vollerò. Si gioca Camerini, la appoggia Man. Gambato difende, poi Novello, c'è il muro, si rigioca ancora, poi la palla prende il nastro portando fuori tempo il muro dell'Esposito. Quindi punto numero 15 per la Synergy. E allora al servizio si prepara Gioia Voltan. C'è Perez lì a combattere contro il muro di Sawa e Esposito, ma non riesce ad avere la meglio. Quindi ancora un punto Vollerò, 21-15. Esposito su Casarin non benissimo in rice, poi Mollica la tira di là, free ball Vollerò, primo tempo Sawa. (22-15) Vollerò. Ora al servizio di Erika Esposito. Non bene Casarin, Allawi per Del Freo, ma c'è il muro di Di Coste. Poi lei, palla dietro per Perez. Ottimo primo tempo dietro per lei. (16 Synergy, 22 Vollerò). Alla tesa, non benissimo Bonafede Rice. Ancora free ball per Synergy, Mollica, Di Coste, palla spinta per Novello, ma c'è il muro. Monster block di Camerini. E quindi 23-16 Vollerò. E poi
Ottimo il servizio di Sawa. Ancora Nesse per lei. 24-16 per il Volerò. Arriva il primo set point. Out, questa volta si annulla così il primo set point per e si chiude così 25-17 il primo set. Vince il Volerò, conduce il match per 1-0. Ora break di 3 minuti e poi torniamo. La cronaca del secondo set. State lì inchiodati davanti al monitor. È tutto pronto per iniziare questo secondo set. Vinto il primo dal Volerò per 25-16. Scusate, 25-17. Inizia il secondo match. Quindi secondo round qui alla Pala dell'Ene, le finali nazionali CRAI 2022 in Roma. Enrica Esposito al servizio su un Novello, palla torna nel campo del Volerò, alla Ui per Del Freo, Muro e poi Casarin difende, Di Coste male, fallo di doppia fischiato al palleggiatore della Synergy. Quindi primo punto per il Volerò. Vado a ripassare velocemente le formazioni, ne approfitto. Volerò come in prima in campo con Allawi al palleggio sulla sua diagonale Camerini.
I centrali sono Sawa e Franceschini, schiacciatrici Esposito del capitano e Aurora Del Freo. Il libero sono Ribechi e Bonafede. Per quanto riguarda invece la formazione anche della Synergy, nessuna novità, con Di Costa al palleggio, in diagonale con Gambato, Novello e Casarin le schiacciatrici, le centrali, Perez e Voltan il libero, Mollica Novello tira diagonale, però poi c'è un'invasione evidentissima di Sawa, nonostante la difesa di Del Freo. Quindi primo punto Synergy, lo ricordo, la Synergy arriva dai gironi di prequalificazione conquistati, arrivando al primo posto a punteggio pieno con 9 punti, perdendo solo un set, quindi accede alla fase finale iniziata ieri con una vittoria contro Prato per 3-1. Ora secondo turno contro il Volerò, praticamente a Roma la Synergy da lunedì, e questa è la quinta partita a queste finali nazionali. La seconda invece per il Volerò, che ieri ha vinto contro la Gimland per 3-0. Quindi squadre in campo attualmente appaiate in testa alla classifica con 3 punti. Questo è già uno scontro diretto per il primo posto in classifica, che avrà la sua importanza quando poi verrà deciso chi passerà il turno, dato che in questi gironi da 4 passeranno il turno le prime 2 di ogni girone, che andranno a disputare i quarti di finale sabato mattina, ossia domani mattina, e chi vince poi andrà in semifinale nel pomeriggio. Difende Ribechi sulla botta di Casarin e poi arriva la pipe di Esposito. 5-2 Volerò. Ace per Camerini. 6-2. Del Freo tira forte lì dove ci prova Mollica a difenderla, ma non le riesce a tirarla su. Quindi 7-2 Volerò. Ancora Camerini al servizio. A rete, servizio di Ginevra Camerini. Quindi terzo punto Synergy. Male, Bonafede in rice. Sul servizio di Perez. Ancora lei quindi al servizio. Battuta a salto float in zona 6 questa volta, dove c'è Esposito che riceve bene. Palla dietro per Franceschini sul muro. Poi difende Novello. Poi contrattacco di Casarin, ma c'è la difesa di Esposito. Allawi per Del Freo sul muro, Di Costa c'è. E poi Perez per Casarin sul muro, ci arrivano. Esposito. Quindi ancora un punto per la Synergy, che da casa come ieri invocano l'ingresso in campo di Alessia Muraro. Vediamo se coach
Minotto recepirà l'indicazione. Nel frattempo c'è un fallo di posizione in campo di formazione. Sei per chi batte, 7 per chi riceve. Recupera lo svantaggio la Synergy. E questa volta a terra la palla di Camerini. Quindi 8-7. Casarin sul muro, ma lo oltrepassa. E quindi 9-7. C'è il muro di Casarin sulla fast di Franceschini, si torna a giocare ancora Casarin, prima difende e poi attacca. Ora Del Freo, contrattacco di Esposito, parallela perfetta. (10-7) Volerò. A rete il servizio della Franceschini. Quindi arriva all'8° punto. Allawi la butta di là e poi Novello sul muro che poi in qualche modo cade nel campo del Volerò. Quindi 9° punto per la Synergy. Non molla la presa la squadra veneta. Ancora Casarin al servizio. La Wimbacher la tira super Esposito fuori dal campo. Cambio libero, fuori Bonafede dentro Ribecchi. E poi c'è la richiesta di Matteo Piglieci. Suo primo tema discrezionale sulle 10 pari. Soprattutto indicazioni al muro del Volerò, che ha visto l'errore di far passare ugualmente la palla. Quindi parità 10-10. Quindi Casarin al servizio. Out. Punto regalato al Volerò, 11-10.
Quindi Safa alla lui al servizio. Casarin c'è, poi di Coste, palla pipe per Casarin, ci prova in difesa del Freo, forse era anche fuori vista la sua posizione in campo sulla linea di fondo, però Casarin porta a casa il punto numero 11 per la propria squadra. Ace per Voltan con molta fortuna, la palla prende il nastro, si ferma lì e poi cade a terra, quindi avanti Synergy 12-11. Arriva il cambio per il Bolero, esce Maria Sawa ed entra in campo con la maglia numero 11 Giada Cherubini. Ancora Gioia Voltan al servizio. E questa volta il nastro non l'aiuta. Palla resta lì, inchiodata. Parità 12-12. Camerini, free ball Synergy di Coste per Novello che non si fa pregare e mette la palla a terra e il pubblico della Synergy esulta insieme a lei. 13-12. Ottima la copertura di Esposito sul muro della Synergy, incredibile la ricostruzione del gioco del Bolero con l'attacco di Del Freo, parità 13-13 e qui ora l'ambiente si scalda. Esposito la tira su Safa per Del Freo, rete, erroraccio per lei, ancora un punto della Synergy. 14-13. Casarin senza muro, vede lì il pertugio tra le mani del muro e l'asticella, ne approfitta e mette a terra la palla. 15-13, la riscossa della Synergy. Out Novello. Quindi 14 Bolero, 15 Synergy. Camerini rimette tutto a posto con il suo solito ace e non è il primo di questa partita. Quindi parità 15-15. Ancora lei, ancora in difficoltà la ricezione della Synergy e ancora un punto per il Bolero sul servizio della Camerini, che con questo parziale di 3-0 da 13-15 va sopra 16-15 e questo costringe coach Minotto
a richiamare le proprie ragazze in panchina per un time out discrezionale.
al servizio ancora Lavinia Gambato, c'è Ribecchi, poi Gambelli, pallonetto di Franceschini al centro del campo, contrattacco di Casarin, ma difende Ribecchi, poi ancora Esposito, botta forte, ci prova in difesa sì, prima Mollica, poi Novello e poi Casarin, la palla torna nel campo del Volerò, primo tempo di Franceschini, palla a terra, incredibile qui al Palo dell'Ene, sta succedendo di tutto. Al servizio Laura Franceschini, c'è Mollica in rice di Coste, palla dietro, Franceschini la prende, Gambelli per Farelli, si prova Novello e si dispera perché stava sulla traiettoria della palla. Casarin sul muro di Farelli, tutto da rifare, 20-20. E questa volta è coach Minotto che chiede il suo time out. Da 20-17 il Volerò conquista il pareggio, 20 pari. Io ormai sono arrivato che non avevo voce a questa manifestazione. Fra poco prendo la gola, l'attacco al microfono e me ne vado a casa. Parità, 20-20. È pronta Laura Franceschini al servizio per il Volerò, batte corto e porta a casa l'Ace dove non arriva Mollica, avanti Volerò, 21-20. Ancora Franceschini al servizio per il Volerò. Sempre lì su Mollica, questa volta bene, Di Coste per Casarin, pallonetto ma c'è Esposito, poi Gambelli la tira su per Farelli, tira sul muro ma c'è Gambato laggiù, poi Mollica, ancora Casarin sul muro, difende Tonelli e poi il fallo di doppia fischiato al palleggio della Gambelli, ferma il gioco, ferma tutto, ferma l'azione, punto a Synergy. Casarin al servizio su Tonelli, Gambelli, palla dietro per Farelli che non sbaglia un colpo. (22-21) Volerò, doppio cambio quindi, fuori come prima Gambelli, dentro Camerini, fuori Farelli, dentro Allaoui, quindi doppio cambio del palleggiatore sull'opposto e viceversa. Pronta al servizio Safa Allaoui. Ace per Safa Allaoui, 23-21 Volerò.
Ancora lei al servizio, pronta la Rice di Synergy con Casarin, Mollica, Novello. Ora Novello, Mollica la tira su ancora per Novello, tira sul muro ma c'è Mollica sotto in copertura, poi Di Coste, ci pensa lei a fare il punto del 22-23. E quindi al cambio palla ora con la maglia numero 3 al servizio, la nuova entrata Alessia Muraro, poi c'è ancora un fallo di doppia fischiata dal palleggio del Volerò, quindi 23 pari. E chi aveva chiesto l'ingresso della Muraro in chat ora è stata accontentata, perché proprio grazie al suo servizio ci sono le difficoltà del Volerò. Ancora Alessia Muraro al servizio per la Synergy, però non passa questa volta, erroraccio, quindi fuori lei, torna in campo Voltan. Ora per il Volerò c'è il set point sul 24-23 affidato alle mani della schiacciatrice, del capitano di Eric Esposito. Errore anche per lei, quindi parità 24-24. Restate lì, è ancora presto per l'aperitivo. Voi che ci seguite da casa, non vi muovete, questa è una partita tutta da giocare. C'è Di Costa e poi Ribecchi, Allawi palla dietro per Camerini. Non so dove sia passata quella palla, non l'ho capito, non l'ho visto. Parallela perfetta per lei, quindi di nuovo avanti Volerò 25-24. Cherubini, la chiude lei con questo ace 26-24. Incredibile, qui al Palatellene vince il Volerò, un set combattutissimo dove la Synergy ha venduto cara la pelle, ma adesso però deve recuperare i 2 set di svantaggio, perché il Volerò conduce per 2-0 e quindi tra pochissimo restate lì, non vi muovete, torniamo con la cronaca e il racconto del terzo set.
Tutto pronto, inizia il terzo set. Vediamo se quello che abbiamo visto nel set precedente verrà ripetuto e soprattutto se la Synergy non si scoraggi dopo aver perso solamente vantaggi il set precedente, riesca a mantenere il livello di gioco alto così come ha fatto fino adesso. Tutto da gustare questo terzo set qui dal Palatellene. Siamo alle finali nazionali CRAI 2022 Under 16 a Roma, seconda giornata del girone H. Volerò contro Synergy, Volley Venezia, squadre che attualmente occupano il vertice della classifica perché ieri hanno vinto il primo match rispettivamente contro la Gym Volley, il Volerò, e Prato, la Synergy. Parità 1-1. Formazioni sono sempre le stesse, è inutile ripeterlo. Per la Synergy, Di Costa al palleggio, Gambato sulla sua diagonale, schiacciatrici Novello, Casarin, centrali Perez, Voltan. Unica novità, il libero ora in campo è con la maglia numero 14 Matilde Candeo al posto di Michaele Mollica. Per il Volerò invece Allawi al palleggio, Camerini in diagonale, schiacciatrici Esposito e Del Freo, e poi le centrali Franceschini e Sawa. I liberi sono Ribechi e Bonafede. 3-1 Volerò. Al servizio con Camerini. Male la Rice, in questo caso di Candeo, che infastidisce un po' Novello. Quindi ancora un punto sul servizio di Camerini, decisamente positivo in questa fase, in questa partita. 4-1 Volerò. Ancora Novello non benissimo, poi Gambato la piazza, ma Esposito difende. Allawi primo tempo per Franceschini che la accompagna di là, e poi Casarin pallonetto, ma c'è il muro di Allawi. Però anche l'invasione, e quindi secondo punto per la Synergy. Ora Perez, poi Allawi, palla dietro per la fast e perfetta accademica di Laura Franceschini. Quindi ancora un punto Volerò, 5-2. E ora il cambio palla. Aurora Del Freo è pronta al servizio. Tutta in salto flotte per lei. In posto 6, troppo lungo però. Si sposta lateralmente Novello. Lascia correre via la palla che esce fuori di circa 2 metri. Quindi conquista il terzo punto la Synergy. E adesso però al servizio c'è il mancino di Lavinia, Gambato. Esposito, nessuno a muro. C'è in campo Gloria Domenichini al posto della Voltan al centro. Diversamente dalla formazione iniziale che ho annunciato di questo terzo set, c'è la Domenichini in campo al posto della Voltan. Di Coste, palla alta per Casarin, ma c'è il muro del Volerò che non oltrepassa bene con le braccia da rete
come sta dicendo ora coach Pilieci alla Safallaoui, con le mani dietro, non si mura mai perché la palla resta sul tuo campo. E arriva l'ace di Martina Casarin, che prende per mano le proprie compagne di squadra, le rassicura e le dice: ci sono io. Porta a casa il punto, ancora no, adesso però è out di poco. Come dice coach Minotto, ovviamente la rincorsa era troppo in diagonale ed ovviamente la palla poi esce in quel modo dal campo. Quindi punto per il Volerò, 7-5. C'è Candeo, palla a Novello sulla testa di Esposito. Quindi punto Synergy, numero 6. A rete il servizio della Domenichini ed è il secondo errore consecutivo al servizio per la Synergy. 8-6 Volerò. E c'è contraccambio al favore il Volerò, regalando così il punto alla squadra avversaria. Cherubini in campo al posto della Sawa, diversamente da come ho annunciato all'inizio del set. Eccola in azione, primo tempo, ma c'è Di Coste, poi Ribecchi, ancora Allawi per Cherubini, questa volta cambia la direzione dell'attacco e trova nessuno in difesa, la palla a terra. Quindi 9-7 per il Volerò, al servizio proprio lei, Giada Cherubini. Novello, Di Coste per il primo tempo della Perez. Quindi arriva la chiamata del timeout discrezionale di Pilieci, imbestialito per aver preso questo punto, in particolare della Perez. Ferma tutto, in particolare per riprendere proprio la Camerini e l'altra centrale, in questo caso Franceschini, che devono chiudere prima il muro, soprattutto sull'attacco al centro della bravissima Capitan Maddalena Perez. Quindi ottavo punto per la Synergy, che lì non molla. Quindi ora Novello al servizio. Palla lì, out. E ancora un errore al servizio ed è il terzo consecutivo per la Synergy, che sta regalando punti al Volerò, che ovviamente ne approfitta per portarsi avanti di 2 punti. Ora Di Coste, Perez non passa però il tocco della Perez, quindi ancora un punto per il Volerò, 11-8.
Coach Minotto ferma tutto per 30 secondi, chiama il suo chiamato discrezionale. Ora vediamo se riesce in particolare ad trovare la soluzione giusta. In particolare sta parlando con la Di Coste e la Perez, probabilmente per aggiustare meglio sia l'attacco di primo tempo che il loro muro. Ora vediamo se azzecca la mossa giusta. Nel frattempo si prepara Ginevra Camerini al servizio. Su Candeo, poi Casarin l'appoggia di là, ma c'è Esposito. Poi il primo tempo di Franceschini, la palla torna nel campo del Volerò, Ribechi per Del Freo, mani out. 13-8 Volerò. Camerini, male Candeo, la salva in qualche modo Casarin, poi ancora Candeo, c'è Ribechi, palla Ui per Del Freo sulle mani del muro, difende Novello, poi lei in pipe, la appoggia Camerini, poi alla Ui per Esposito, pipe a terra per lei, 14-8. Ancora Camerini al servizio, male la ricezione di Matilde Candeo. Ora 15-8 Volerò, ignoro le ragioni per cui ci sia stato questo cambio del libero. Magari Minotto ha bisogno di tenere tutte pronte e disponibili per giocare, quindi anche la Candeo lo deve essere sempre, quindi Casarin come al solito è lei che porta avanti la baracca, conquistando così il punto numero 9 per la Synergy. Capitan Perez al servizio. Del Freo alla Weber Del Freo, pallonetto al centro del campo, ci arriva Casarin, poi però lì non c'è più nessuno per attaccare se la Casarin stava a terra, e poi alla Ui non trova nessuno pronto nel campo avversario. (16-9) cambio, fuori Aurora Del Freo, in campo Arianna Antonucci con la maglia numero 2, si va a preparare per il servizio. Alla lunga sulla Candeo, un po' di Coste, stavolta per Domenichini che viene stoppata dal muro. Alla Ui, palla dietro per la diagonale di Camerini che viene poi coperta da Ribechi, ancora fuori però l'attacco della Camerini, fuori l'asticella, quindi 10° punto per la Synergy. Cambio, fuori stavolta Lavinia Cambato lascia il posto a Alessia Muraro. Esposito a rete, ancora un punto Synergy.
Male Narice, però ci mette una pezza Antonucci e poi Di Coste la spinge per Casarin che azzecca la parallela. E porta a casa il punto numero 12. Si riprende la Synergy, tenta il recupero. Ora Novello sulle mani del muro. E poi non difende Antonucci là dietro. Ancora Synergy. Eh sì, signora Agnoletto, c'è Muraro al servizio, c'è Alessia Muraro in campo al servizio adesso, quindi ancora una volta la sua richiesta è stata soddisfatta da coach Minotto. Esposito esce dal tunnel e volerò. Synergy aveva recuperato ben 4 punti. Quindi Laura Franceschini è pronta al servizio. Out. Sono 3 punti solamente quelli che la Synergy deve recuperare. Casarin, errore anche per lei. Cambio per il Volerò, esce Camerini e dentro a Farelli. Al servizio è pronta Safa Alaoui. Out anche Alaoui, altro errore al servizio per il Volerò e sono 2 consecutivi, quindi tocca ora Gloria Domenichini. Su Antonucci c'è palla dietro per Esposito, la diagonale a terra. Ci pensa a difenderla Muraro ma non lo fa. Quindi 19-15 Volerò. E ora nuovamente cambio palla. Ora tocca ad Erika Esposito, il capitano del Volerò, al servizio. Un salto flotte, c'è Novello, Di Coste, pipe per Casarin, la piazza, Esposito c'è, Alaoui, perde il freo sul muro, palla si impenna, Casarin la prende, poi ancora Novello, torna sulla free ball del Volerò, Farelli! La mette a terra, 20-15. Ancora Erika Esposito al servizio. Su Novello, palla passa nel campo del Volerò. Alaoui, palla dietro, ancora per Farelli, la piazza al centro del campo, c'è Casarin. Di Coste, palla per Perez, la tocca male Farelli, portando fuori tempo tutta la difesa del Volerò. Quindi arriva il 16° punto per la Synergy. Ribechi, Alaoui, del freo difende Candeo, poi contrattacco di Novello,
c'è Del Freo, ancora lì Perez, ancora Ribecchi, non so come ha fatto a prendere quella palla. Casarin ci arriva, ancora Perez, ma c'è il muro questa volta di Cherubini e Farelli. Quindi 21-16 Volerò. Coach Minotto chiede il tempo discrezionale, 30 secondi di pausa. Si torna in campo, terminati i 30 secondi di pausa, pronti per giocare la parte finale di questo set. Vediamo se la Synergy riesce a recuperare lo svantaggio. Allaoui per il primo tempo di Franceschini, la palla esce, nessuno la tocca a muro, quindi punto numero 17 per la Synergy. Novello, ma c'è la rice di Del Freo, ma c'è anche il Capitan Perez che aspetta lì sotto rete per buttare a terra quella palla con tutta la rabbia accumulata finora. 18 Synergy, 21 Volerò, e si fanno sentire anche i tifosi della Synergy. Del Freo a tutto braccio e nulla può in questo caso la Candeo per la difesa di questa palla, impossibile. Quindi 22-18, c'è il cambio nelle fila del Volerò, esce Farelli dentro Camerini che ha fatto male al servizio alla Synergy nei set precedenti, ed è proprio lei ad entrare in campo ora al servizio per la squadra di Pilieci. Palla torna nel campo del Volerò, Allaoui la spinge per Del Freo ma la manda fuori. Era out questa palla, era out, era out. E invece il primo arbitro la vede dentro. A rete il servizio della Camerini che compensa in qualche modo all'errore poco fa dell'arbitro che ha visto l'attacco di Del Freo in campo, invece era clamorosamente fuori. Ora 19 Synergy, 23 Volerò. Ancora un punto per il Volerò. E quindi arriva il primo match point per il Volerò, 24-19, affidato alle mani di Aurora Del Freo al servizio. A rete, quindi annullato così il primo match point. Cambio palla. Torna al servizio Alessia Muraro. C'è Ribecchi, poi Allaoui per Esposito sulle mani del muro, c'è Casarin poi, di Coste Casarin,
Muro, ma si gioca Camerini, palla alta per Esposito che viene murata dal monster block di Domenichini. Non molla la Sinergy, non molla nulla. E allora la fa, ci prova lei, ma difende Candeo. Contrattacco di Novello sulle mani del muro di Franceschini, alla Wii per Franceschini, c'è il muro di Di Coste e allora cambia lato, da posto 2, la mette a terra Ginevra, Camerini e la chiude qui, 25-21, vince il Volerò 3-0.